Amici bellini, buongiorno. Vedete la telecamera là, il microfono, stavo organizzando il nuovo video. Ma voi dovete vedere una cosa, perché lo sapete, io con i rumori, aiuto, i rumori, non si sente niente in questa città, eccetera, eccetera. Guardate. That's it. Yeah, look around. Take your time, buddy. Take your time. All day, all day. Amici bellini, come avete visto, rumori, la mia città, il mio quartiere, i problemi astrali che si mettono contro di me, vado troppo in freva, ma quando apro l'app OneFootball mi viene uno spunto, vi invito a scaricarla, mi parlano di Bakayoko e allora facciamolo questo video su Bakayoko, in previsione di Atalanta, di Napoli-Atalanta, sperando che si giochi, non lo so, io mi sono annoiato, basta, avete tutti ragione. Avete ragione, basta. Perché poi, capito, mi annoia, mi annoia. Ognuno dice quello che vuole, ognuno, se voi ascoltate le radio, poi anche delle altre squadre, la spada tratta, e allora nel frattempo noi mettiamo in pausa, in stand by, poi ne riparleremo quando usciranno le cose, ma parliamo un attimo di tattica. Questo è il canale dove voi vi siete iscritti, dove si parla di approfondimento tattico, si cerca di capire come la squadra si può mettere in campo e fare delle ipotesi anche. E quindi io vi devo dire una cosa, mentre voi vedete le immagini dietro di me, io ho cercato di analizzare l'ultimo Bakayoko, quello del Milan specialmente, e vedere un pochino lo stile di gioco, le proprietà, le cose buone e le cose malamente. Ragazzi, ve lo dico prima, è lento. Lento, è lento. Quindi, un attimo solo, lungi da me, ovviamente, stroncarlo subito, perché è un grande acquisto. Era una di quelle caratteristiche che ci mancavano, perché lento è anche Fabian, ma lui fa della fisicità e della posizione, il senso della posizione, i suoi punti di forza. Poi la deve smistare facile. Pensate a un Demme come modo di gioco, nel senso chiudere linee dei passaggi, fare veramente appoggi semplici, però mi dà l'impressione che Demme ha un pochino più di tecnica. La tecnica di Bakayoko mi sembra discreta, ripeto, questo sono i miei giudizi basato sugli highlights, lo devo vedere in campo a San Paolo, in Serie A con il Napoli, perché tutto può cambiare, lo sappiamo. Però vi dico, è lento, purtroppo è lento, quindi possiamo bestemmiare già. Però la posizione e la fisicità, quindi se lui si mette di fisicità e indovina le linee di passaggio e ti blocca e può fermare, capito, gli inserimenti degli avversari e può darci quei centimetri anche sui calci piazzati, anche per quanto riguarda proprio schermare, no? Quando sei uno contro uno, una palla alta, una palla lunga, lui te la prende e poi si può ricominciare. Allora potrebbe servirci, potrebbe darci una grossa mano. Continuo a pensare che nel centrocampo a due io vorrei vedere Demme e Fabian, perché Fabian è lento ma ti garantisce la qualità, Demme ha più dinamicità, si vede, più scattare, è più brevilineo, e ovviamente il rovescio della medaglia, no? Se ce l'hai brevilineo è più scattante, se ce l'hai grosso e ha il senso della posizione, meglio ancora, perché la fisicità in Serie A è importante. Però per me Febbie Damian, io faccio sempre questo, si integrano alla perfezione proprio per le differenze di caratteristiche e per il fatto che Demme ti dà un pochino più di dinamicità e di velocità, di smistamento, questo dico io. Però non è detto, io non dobbiamo tirare subito le somme e le conclusioni. Potrebbe funzionare. Sono tutti e due grossi, Bakayoko e Fabian, quindi in un 4-2-3-1 facciamo conto che Zielinski è ancora fuori, ipotizziamolo ancora positivo e quindi fuori. Immaginiamo ancora positivo Elmas e immaginiamo ovviamente ancora indisponibile Insigne. Si può ipotizzare un 4-2-3-1 con Bakayoko Fabian, ipotizziamolo così come ce lo dicono, con Bakayoko Fabian a centrocampo. Dopodiché, visto che ne perdi in velocità, devi vedere bene come vuoi gestire la tre quarti, perché a quel punto ti serve l'aiuto.
ti serve l'aiuto perché non hai tanta... e affronti l'Atalanta che, lo sappiamo, tutto sull'impatto fisico, tutti uomo contro uomo, tutti che vanno in avanti, accettano di prendere uno, anche 2 gol, perché poi sono convinti di fartene altri 3, e quindi potrebbe essere una partita apertissima. Però chi ci abbiamo in avanti come trequartisti? Ipotizzo io, un Lozano a sinistra al posto di Insigne, confermando Mertens dietro Osimhen e Politano a destra. Questo dovrebbe essere la situazione. A meno che Gattuso non decide di ritornare a un 4-3-3 e quindi mettere Mertens a sinistra al posto di Insigne, Osimhen, Lozano o anche Politano a destra, e quindi ti copri un pochino di più, perché l'Atalanta la devi considerare, la devi considerare una cosa così, e allora a quel punto potresti mettere Dem centrale con Bakayoko a sinistra e Fabian a destra. Questa potrebbe essere un'ipotesi, o se vuoi veramente confermare Bakayoko al centro, perché magari l'idea di Gattuso è proprio quella di mettere i flangifrutti, oggi proprio malissimo con la lingua, al centro, e a quel punto ti devi giocare un Lobotka magari mezzala, meglio di Demme, che ti dà più il lancio, e la conferma di Fabian confermatissimo in questo tipo di modulo. La difesa, chi c'è, chi non c'è, voglio dire, confermiamo Di Lorenzo molto probabilmente, confermiamo Koulibaly, bisogna vedere come sta Manolas, immagino abbia recuperato, e li butterei dentro tutti e 2, e a sinistra in questo momento c'è questo ballottaggio Mario Rui-Yusai, considerando che Mario Rui non lo so se ha recuperato bene la forma fisica. Yusai pare che stia crescendo nelle considerazioni di Gattuso come più equilibratore su quella fascia, mentre Gattuso lo ha messo alla sinistra nell'ultima partita per pochi minuti, quindi sempre per la ricerca dell'equilibrio che Gattuso, anche dopo un 6-0 contro il Genoa, ha ribadito ai microfoni: io stavo per mettere Lobotka, stavo per tornare al 4-3-3 perché non sono poi convintissimo. Allora lui lo sta cercando, si è comprato un altro giocatore che ti può garantire quell'equilibrio lì, però dobbiamo sempre stare a annusare il pericolo, sempre fare le preventive, andare a pizzicare un po' in avanti, però non scoprirsi troppo, perché l'Atalanta ti distrugge se ti scopri troppo. Mantieniti anche basso, parti dal basso e accetta la pressione dell'Atalanta, secondo me, però là ti serve la qualità. Ecco perché il doppio play mi piacerebbe, ma mi piacerebbe di più con Demme, addirittura Lobotka invece di Bakayoko. Mi dovete far sapere voi nei commenti cosa ne pensate, perché qua facciamo delle ipotesi. Io mi sono messo la maglietta, questa per me è la maglietta di Cavani, questa mi ricorda quel Napoli-Chelsea, e quindi Chelsea, Bakayoko. Dobbiamo capire, perché ragazzi è un grande acquisto, io sono contento e I welcome him, però il Chelsea sono anni che cerca di disfarsene, quindi dobbiamo anche... non è il discorso se era buono ci volevano a noi, perché non è vero, lo abbiamo dimostrato negli anni con il mercato che abbiamo fatto, che anche se sono buoni a volte vengono al Napoli e facciamo dei crack, non è detto. Però quello che è una riserva al Chelsea che non trova spazio può scoppiare a Napoli. Vedete, ricordiamoci i casi dei madrilisti, no? Con Higuain, Callecon e Albiol. Va bene così, positivi però in guardia, senza essere troppo così, non lo attacchiamo subito se vediamo un po' di lentezza. Io vi voglio prepariamoci ad un po' di lentezza nel girarsi, qualche palla persa potrebbe anche esserci, però se si impegna bene, se si allena bene, e quelle lunghe leve le può mettere davanti al pallone e gli devono far fallo. Questo è la mia analisi su Bakayoko al momento. Voi fatemi sapere se ne sapete di più, perché può essere, io tra i miei subs ho della gente che veramente guarda il calcio come più e meglio di me, quindi fatemi sapere la vostra. Ricordatevi di iscrivervi al canale, perché saliamo, e appena saliamo a 5.000 io vi faccio un sacco di regali, perché ve lo meritate. Grazie a tutti per il supporto continuato. Il video di Mertens, se mo si sono fermati con il martello pneumatico, lo faccio, lo filo ultimo, e vediamo un pochino, ci vuole un po' di tempo perché sto facendo delle cose importanti, però poi dopo voi fatemi sapere anche nei commenti se volete quello di Cavani, quello di Koulibaly, quale volete prima, insomma io poi mi organizzo e siamo su e che faccio fondamentalmente. Ma chi ci ammazza noi? Chi ci ammazza, Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti
io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.